Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Va ora in onda lo speciale di Radio Libertà. In diretta Matteo Salvini con il direttore Giovanni Sallusti. Buongiorno a tutti, benvenuti a questo speciale Radio Libertà, e dovrebbe già essere con noi il ministro delle infrastrutture e dei trasporti e leader della Lega Matteo Salvini. Sei con noi, ministro? Buongiorno Giovanni, buon sabato alle amiche e agli amici all'ascolto, buon lavoro a chi è in ufficio, a chi è in ambulanza, a chi è in negozio, a chi è in ospedale, a chi è su una pattuglia dei vigili del fuoco o delle forze dell'ordine e a chi è in conduzione a Radio Libertà. Grazie mille, bentornato su Radio Libertà e diciamo in questi giorni di apparente sospensione, in realtà, come insegnava il mio maestro Vittorio Feltri, sono in realtà i giorni in cui si possono sviscerare meglio le cose, no? Quando è ferma un po' l'isteria di giornata, e quindi mi fa doppiamente piacere averti. Faremo una chiacchierata, come dire, ampio raggio, però la prima cosa che volevo chiederti è questa. Visto che tu hai detto in questi giorni è il primo Natale, diciamo, da tempo memory, credo, che non passo da indagato e o imputato e non subisco un processo anche mediatico, no? Perché c'è anche quell'aspetto che comunque è impattante. Mi veniva da chiederti che anni sono stati, che sensazione è stata, e che sensazione è stata questa, come dire, novità di un Natale non alla sbarra in tutti i sensi, diciamo. Ma più leggero, più libero, anche perché solo chi vive certi passaggi, solo chi entra ed esce per anni dalle aule di un tribunale, solo chi passa ore a studiarsi atti, testimonianze, fascicoli, solo chi chiama l'avvocato per chiedere come va, può avere idea di che cosa significa entrare nel tritacarne giudiziario italiano. Io ricordo che al di là della mia vicenda sono decine di migliaia, più di 32.000 dagli anni 90 ad oggi gli italiani ingiustamente non processati, ma addirittura arrestati, messi in galera per settimane, per mesi o anche per anni, alcuni per decenni, e carcerati perché si trattava di un errore. E quindi un Natale per me sicuramente più tranquillo, dopo gli ultimi 5, con la spada di Damocle di una richiesta di condanna a 6 anni di carcere, peraltro, non a 6 mesi di servizi sociali o di lavori socialmente utili. 6 anni di carcere era la richiesta della pubblica accusa, con milioni di euro di risarcimento danni da parte degli immigrati clandestini che io avrei sequestrato secondo l'accusa. Ecco, essere stato assolto una prima volta a Catania, una seconda volta a Palermo, una terza volta definitivamente in Corte di Cassazione a Roma, sicuramente non mi ripaga di centinaia di giornate perse, non ripaga i contribuenti italiani di decine di milioni di euro utilizzati evidentemente in malo modo, stando alla sentenza, però mi dà ancora più forza, carica, passione, energia per fare il mio lavoro sempre al meglio, con tutti i limiti che ogni essere umano può avere, però fortunatamente non siamo in mano solo agli algoritmi, alle tabelle, alle statistiche, ci sono cuori, teste, passioni, e quindi dedico la fine di questo percorso a tutti quelli che invece ci sono ancora dentro, a cui auguro di avere la mia stessa fortuna, quindi di avere un valido avvocato e di avere giudici pronti ad ascoltare, perché non ci sono i giudici tutti uguali o i politici tutti uguali o i medici, i taxisti o gli insegnanti tutti uguali. C'è chi fa il proprio lavoro in maniera scrupolosa, coscienziosa e libera, e c'è chi lo fa invece vittima di pregiudizio. E sai, quando lo fai in un tribunale, quando amministri il bene più prezioso, che è la libertà personale di una persona, la vita di una persona, approcciarti con un pregiudizio ideologico, e questo arriva alle correnti, al CSM,
alle nomine, ai litigi, alle battaglie politiche di piazza di alcuni uomini o donne che amministrano la giustizia, ecco, il fatto che fra poche settimane, sembra lontano perché adesso è il 27 dicembre, poi c'è ancora Capodanno, l'Epifania, qualche giorno di riposo, le scuole chiuse, però a inizio marzo c'è una possibilità storica di libertà anche per i giudici, i magistrati, i PM per bene, liberi da correnti, da altri ragionamenti, e quindi il sì al referendum di giustizia di avanzamento, di meritocrazia, di modernizzazione dell'Italia. Io sono convinto che gli italiani non se lo faranno sfuggire. Certo, diciamo tutto meno o forse tutto più che uno scontro politico, ci stai dicendo No, sostanzialmente. entriamo nel merito, ma tanti magistrati stanno invitando a votare sì. Tanti esponenti di sinistra si sono già schierati per il sì, magistrati, avvocati, parlamentari, giuristi, docenti universitari, costituzionalisti. Quindi non è governo contro opposizione, maggioranza contro Schlein, è una questione di merito, di metodo, di libertà, di meritocrazia, di liberazione anche dei tribunali dallo strapotere delle correnti. Quindi penso che sia veramente un passo in avanti verso un'Italia più efficiente, più moderna, perché un sistema giudiziario libero vuol dire una giustizia più veloce, e quindi anche dal punto di vista dei cittadini, delle imprese, del business, dell'attrattività del nostro paese per gli investimenti stranieri, ecco, avere una giustizia libera dallo strapotere delle correnti è qualcosa di importante. La separazione delle carriere, poi non devo tornare a grandi magistrati, a grandi uomini di legge che già in passato la auspicavano, questa benedetta separazione fra chi indaga, chi accusa e chi giudica. Certo, a breve veniamo anche a una notizia di giornata, insomma, come dire, molto interessante, però ti volevo prima chiedere anche questo, visto che hai dedicato molti interventi in questi giorni al tema, in questi giorni, in queste ore natalizie, ti è capitato di pensare a quella che con un sintagma un po' orrendo ormai viene definita famiglia nel bosco, che poi però sono volti, storie, persone concrete, e insomma quei bambini che hanno fatto un Natale un po' atipico, ecco. Ma sai che tutti i giorni, anche più volte al giorno, mi soffermo a pensare alla sofferenza di quei 3 bimbi innocenti, vittime di un atto di violenza, e a quella mamma e a quel papà. E non capisco veramente questa cattiveria, questo astio, questa voglia di vendetta, come se ci fosse da parte di qualcuno l'idea di colpirne uno per educarne 100 perché si fa come dico io. Io penso che sia un incubo per quei bimbi. Adesso che venga chiesta una perizia psichica per 2 genitori, e poi leggevo che ci vorranno 120 giorni e il perito li incontrerà 3 o 4 volte e poi avrà 4 mesi per stendere la sua relazione. 4 mesi, ma per bimbi di 6 e 8 anni, che per 6 e 8 anni, fino al 20 novembre scorso, fino a quell'orribile incursione nella loro quotidianità da parte di uno Stato che dimostra il peggio di sé con questo gesto, il mio personale giudizio, ovviamente opinabile, come tutti i giudizi, però io sono d'accordo con i tanti giuristi, tanti educatori, tanti pedagogisti, tanti garanti dei diritti dei minori che dicono che togliere ai genitori la scelta dei figli, strappare i figli ai genitori, deve essere l'ultima delle opzioni sul tavolo. Cioè, se entri in una casa e trovi cocaina, trovi eroina, trovi armi, trovi refurtiva, trovi violenze, trovi abusi sessuali, lì salvali quei bambini.
ma se contesti un metodo educativo, contesti le scelte sulla salute, sulla scuola, sulla socialità, noi abbiamo letto per giorni che quei bimbi sono stati strappati ai loro giochi, ai loro peluche, ai loro letti, ai loro animali, alla loro natura, alla loro casa, alle coccole quotidiane di mamma e papà perché non avevano abbastanza socialità e rischiavano di diventare dei bulli. Ma chi ha scritto quelle cose non si vergogna? Ma non si fa 2 passi in metropolitana oggi 27 dicembre a Milano o a Roma, in alcune periferie italiane, a far 2 chiacchiere con tredicenni armati di coltello che fanno stupri di gruppo e poi li pubblicano sui social e magari hanno avuto tanta socialità, però non hanno mai incontrato un assistente sociale, non hanno mai messo piede in un tribunale minorile. Ecco, ogni giorno che passa, ogni ora che passa è un'ora rubata a quei bimbi, a quella mamma e a quel papà. E poi ovviamente un ministro, uno può dire ministro fai qualcosa, non posso andare in quella comunità a tirare giù il cancello, a spalancare la porta, a prenderli con la forza e a riportarli a casa loro, peraltro con dei genitori che almeno a quanto leggiamo, anche sentendo gli avvocati, erano disponibili anche a modificare il loro modo di vivere, il loro modo di educare, l'abitazione, le frequentazioni. Qui non siamo di fronte a 2 folli che dicono no, a parte il fatto che secondo me, ripeto, sulle questioni educative sono la mamma e il papà, nel rispetto della legge. 16.000 famiglie italiane oggi scelgono l'homeschooling, scelgono l'educazione familiare. Cosa facciamo? Portiamo via 16.000 bambini a 16.000 mamme, 16.000 papà perché qualcuno ritiene che quei bambini siano dello Stato? È orribile, è sovietico come ragionamento. Sto ragionando veramente con i nostri legali, con i nostri parlamentari, ho sentito i garanti dei minori, i garanti dei diritti dell'infanzia, per cercare di capire come accelerare il ritorno a casa di questi 3 bimbi. Non posso pensare poi io, e mi viene male, a cosa stanno vivendo. Ma la cattiveria di riservare 2 ore la mattina di Natale al papà e poi fuori, poi tornatene da solo, perché sennò rischiamo di dare un precedente. Ecco, è un sistema vergognoso. Sono atti veramente inqualificabili e non avrò pace, non avrò quiete fino a che non troveremo il metodo, il modo legale di riportare a casa quei bimbi. A costo di andarci, a costo di andarci 1, 2, 3, 4, 5 volte. Io non l'ho ancora fatto perché speravo che si risolvesse in maniera garbata, in maniera normale, in maniera naturale, a fronte della disponibilità di quel papà e di quella mamma che, ripeto, parlano 5 e 6 lingue straniere, hanno lavorato una vita, hanno scelto, pensate alla follia, 2 ragazzi stranieri che scelgono l'Italia come loro nido, come loro posto per crescere i loro bimbi e in cambio se li vedono portar via. Ma è veramente una cosa che non dovrebbe lasciar dormire tranquilli nessuno, perché se capita a quei 2 ragazzi può capitare a tutti. Ripeto, non portano via dei bimbi quando ci sono questioni di droga, di reati palesi o quando ci sono denunce di abusi. Lì non c'era droga, non c'era illegalità, non c'erano armi, non c'erano molestie, c'erano sorrisi, c'erano lettini, c'erano animali. Certo, non c'era la televisione, non c'erano i telefonini, non c'era Netflix, non c'era casino, c'era un modo di vivere che sicuramente può non essere il mio. Non invito tutti ad andare a vivere nei boschi, ognuno deve essere libero di fare quello che vuole, nel rispetto della norma, e penso che la cosa più preziosa che avevano quei bimbi, e questo stato deviato glielo sta negando da poco più di un mese, era una fortuna incredibile di avere la mamma e il papà 24 ore su 24, 365 giorni all'anno come modelli educativi e di vita e come coccole del buongiorno la mattina e della buonanotte la sera. Quanti
all'ascolto adesso hanno avuto la fortuna da bimbi e da ragazzi di poter salutare mamma e papà tutti i giorni, 7 giorni su 7, la mattina e la sera? Quanti? Col papà che lavora all'estero, con la mamma che lavora all'estero, con separazioni, con divorzi, con conflitti familiari. Ecco, sono riusciti a rovinare quello che era un equilibrio che in poche famiglie italiane c'è. Certo, poi vivono in maniera non convenzionale, educano in maniera non convenzionale, i bimbi però si sono intossicati perché hanno mangiato dei funghi. Ma quante decine di migliaia di persone, commercialisti, avvocati, architetti, hanno delle disavventure perché mangiano il fungo sbagliato, o ne mangiano pochi o ne mangiano troppi? Cosa facciamo? Mandiamo gli assistenti sociali a casa di tutti. Ecco, una profonda riflessione sul ruolo dell'assistente sociale e del giudice minorile. Su questo come Lega invece stiamo lavorando. Su questo la politica ha il dovere di lavorare, perché devono essere figure che intervengono per salvare bambini e ricomporre famiglie, non per strappare bambini e separare e distruggere famiglie. Sei stato molto chiaro. Aggiungo solo la nota paradossale che a me risulta è da lustri ormai che un certo mainstream ci dice che bisogna tornare alla natura, ce lo dice magari in convegni nella ZTL ipermetropolitana. Dovevamo essere green, ma esatto. Questi erano troppo green e c'è gente che dice non usare la macchina, non vivere in città, e programmi televisivi e serie televisive sono troppo green. Però veramente è un cortocircuito. E ripeto, l'atto di cattiveria gratuita del negare il pranzo di Natale a 3 bambini con la mamma e col papà è qualcosa di cui qualcuno si deve vergognare. E la perizia psichica, più che chiederla su quella mamma o quel papà, dovrebbe essere qualcun altro ad averla a disposizione. Sei stato ancora più chiaro, diciamo. Adesso mi tocca leggerti la notizia al momento di giornata. Leggo il titolo: finanziavano Hamas, tra gli arrestati il presidente dei palestinesi in Italia, che è il signor Mohammad Hannoun, che è stato uno dei protagonisti, no, delle piazze Propal. Il fenomeno dei Propal. Esattamente lui. Propal. Anche un po' fenomeno di una certa sinistra, lo dico facendo cronaca e senza, come dire, particolare faziosità. E gli investigatori definiscono Mohamed Hannoun membro del comparto estero dell'organizzazione terroristica Hamas e vertice della cellula italiana, addirittura vertice di Hamas in Italia. Sto alle ricostruzioni degli investigatori. Cosa ci dice questa notizia e come dire, come bisogna approcciarla, no? Ci sono alcune milioni di fenomeni che dovrebbero chiedere scusa, perché stando a quanto leggi la Guardia di Finanza e gli investigatori ritengono che finanziassero illegalmente il terrorismo islamico basandosi su alcune associazioni onlus in Italia, giusto? Su alcune associazioni presunte benefiche. Sì, che è quello che ha sempre sostenuto Hannoun, diciamo, quando è stato sentito. E quindi l'idolo dei Propal, che per qualche giorno hanno bloccato l'Italia, hanno devastato città, la stazione centrale di Milano, hanno bloccato le autostrade, hanno invaso i binari ferroviari contro il genocidio, sarebbe, secondo gli investigatori e coloro anche secondo la giustizia che ne ha permesso l'arresto, sarebbe un finanziatore del terrorismo, dei massacri del 7 ottobre. Quindi c'è qualcuno che non ha capito niente, che era in piazza dalla parte sbagliata, evidentemente. Spero che vengano presi tutti, spero che vengano espulsi quelli che sono in Italia illegalmente e spero che il processo di pace prosegua nonostante i Propal, perché se oggi, 27 dicembre, a Gaza e a Tel Aviv non volano missili, e per carità non si è risolto tutto, ma c'è qualche problema in meno e scorre meno sangue, non è grazie alla flottiglia, all'albanese, a Greta Thunberg, alla Schlein, ma è grazie a Donald Trump e alla buona volontà dimostrata da palestinesi e israeliani. Ripeto, nonostante i fenomeni che in Italia e in Europa evidentemente
hanno fatto casino, sempre e comunque dalla parte sbagliata. È incredibile come certa gente riesca sempre a scegliere la parte sbagliata. Quindi il presidente dei giovani palestinesi, che mi sembra che sia stato intervistato decine di volte e quindi arringava le Assolutamente. folle, poi mi dava dell'assassino, del genocida, come tutto il governo, giusto? Oggi sarebbe lui invece un finanziatore dei genocidi. Vedi, qui leggo come operazioni di triangolazione attraverso bonifici bancari in favore di associazioni con sede a Gaza nei territori palestinesi o in Israele, dichiarate illegali dallo Stato di Israele perché appartenenti, controllate o comunque collegate ad Hamas. Cioè proprio, come dire, non è che ci girava attorno. Però alla fine l'operazione non l'ha fatta il vile Netanyahu, l'operazione è stata fatta, se non erro, a Genova, in Italia, con la Guardia di Finanza, con gli investigatori, le forze dell'ordine e la magistratura italiana. A meno che non siano tutti asserviti a Netanyahu, evidentemente qualche piccolo problema anche in Italia nel distinguere fra persone per bene e terroristi c'è. E ricordo con orgoglio che il governo italiano è il governo che fra i paesi non musulmani è quello che maggiormente ha aiutato la popolazione palestinese. Mentre c'erano i fenomeni anche nelle università che buttavano fuori ebrei o sionisti, ecco, il governo italiano curava bambini, ospitava ragazzi in fuga e lavorava in silenzio, mentre qualcuno in barcavela faceva, vabbè, vi ricorderete cosa faceva. Io da ministro dei trasporti poi in quei giorni avevo problemi quotidiani con infrastrutture bloccate da gente che si faceva prendere per il naso da uno che oggi è stato arrestato come finanziatore dei terroristi di Hamas. Bella roba. Questa è la cronaca. Tra l'altro, volevo chiederti come ti spieghi questo innamoramento, cioè questa infatuazione di chi si dichiara progressista per quelli che appaiono come i peggiori oscurantisti, no, contemporanei. Non siamo di fronte a un grande cortocircuito. Ma è incredibile la sinistra che una volta si occupava di operai, di fabbriche, di artigiani, di insegnanti, di lavoro precario, adesso si occupa di quello che accade in giro per il mondo, ma ripeto, col paraocchi, perché essere in piazza un giorno per rivendicare i diritti civili della comunità LGBTQ e poi il giorno dopo andare in piazza con la bandiera palestinese o sostenere i fiancheggiatori di Hamas, che i gay li scaraventano giù dai palazzi e ci sono ancora oggi più di 60 paesi al mondo che prevedono il carcere o la pena di morte per l'omosessualità, una roba da fuori di testa, una roba fuori dal mondo, una roba che grida vendetta. Ovviamente la maggioranza di questi oltre 60 paesi sono paesi musulmani e quindi essere a favore dei e delle porte aperte per tutti a partire dall'immigrazione clandestina islamica e poi rivendicare i diritti LGBTQ significa essere disconnessi, significa dover capire, dover studiare, dover leggere, dover documentarsi, perché per me ognuno può amare chi vuole, può decidere di passare la sua vita con chi vuole, non deve essere lo Stato a imporre niente a nessuno, men che meno matrimoni combinati, cose da quarto mondo, e noi stiamo importando in Italia una subcultura che prevede questo sia normalità. Per questo che ho detto che fino a che anche la religione islamica non sottoscriverà un accordo firmato con la Repubblica Italiana in cui si rispettano non solo le tradizioni, le culture, gli usi e i costumi, ma le leggi, soprattutto nel nostro paese, non può essere concesso ulteriore spazio a luoghi di ritrovo di culto islamici se non c'è un riconoscimento del prevalere del diritto civile e penale rispetto al proprio credo religioso.
Certo. Tra l'altro a proposito di doppiopesismi, no, c'è oggettivamente, ormai tra l'altro anche questo da lustri, un massacro che ha sempre commosso meno, ha sempre smosso meno le anime belle, che è, tra gli altri, il massacro spesso dei cristiani in Nigeria in quanto cristiani, no, cioè uccisi in quanto cristiani. Allora, l'altro giorno, Donald Trump ha effettuato dei pesanti bombardamenti contro l'ISIS in Nigeria, dicendo che di fronte a questo sterminio diciamo culturale, no? Che è proprio mirato su un'appartenenza, il mondo libero, gli Stati Uniti non potevano star fermi. Cosa ne pensi tu e perché certi massacri sono meno, ahimè, tragicamente alla page di altri? Ma fatto salvo che l'intervento armato e le bombe sono sempre l'ultima delle opzioni da preferire, se il governo americano ha ritenuto che fosse necessario farlo per salvare altre vite ed evitare altri stermini, ritengo che abbia fatto bene a farlo. È una strage silenziosa non solo in Nigeria, in tanti paesi africani, che però evidentemente, non chiedermi perché, è meno sostenuta anche mediaticamente, è meno appariscente, meno politicamente interessante. Poi tutti noi cerchiamo di fare il possibile in qualunque paese al mondo ci sia un'ingiustizia. Ecco, l'intervento di Trump sicuramente è anche un chi va là, un alto là da altri stati, di esseri umani in generale ovviamente, e di cristiani come in questo caso in particolare nel mondo, perché ci sono vere e proprie persecuzioni. D'altronde nella storia dell'uomo il fanatismo islamico ha sempre cercato di imporsi non coi libri di culto ma con le armi. E tornare indietro nella storia, a Lepanto, a Vienna, a Poitiers, non sono passati troppi anni e lo vediamo in tante altre città. Ricordiamo i troppi attentati rivendicati da terroristi islamici nelle capitali europee. Non sono passati troppi anni e quindi ecco, spero che cresca, che maturi un'interpretazione moderna, aperta, tollerante del Corano, cosa che in troppe città anche italiane non è. Quanti episodi di cronaca quotidiana, ragazze picchiate, ragazze uccise, ragazze stuprate, matrimoni combinati, infibulazioni, violenze sessuali, nel nome di un'interpretazione letterale e fanatica di un testo che prevede che siamo tutti infedeli, che prevede che purtroppo chi non è islamico sia infedele e in quella maniera vada trattato. Quindi se in Nigeria hanno ritenuto che fosse urgente intervenire per salvare migliaia di altre vite, hanno fatto bene a farlo. Stando sempre su Trump, domani ovviamente c'è l'attesa per la notizia che è l'incontro tra Trump e Zelensky a Mar-a-Lago. Tu cosa ti aspetti e cosa intende esattamente quando dici la posizione della Lega è prima gli aiuti ai civili, riferita anche al pacchetto che probabilmente verrà votato prossimamente? Ma mi aspetto un altro passo avanti, faticoso, impegnativo, un accordo di pace prima su 28 punti, poi sui 20, letto, riletto, riscritto, ritrattato, e quindi ringrazio, come tutti dovrebbero ringraziare il presidente Trump per lo sforzo che sta facendo. Mi sembra che le parole nelle ultime settimane dello stesso Zelensky rappresentino la voglia di metter fine a un massacro che ogni giorno che passa risulta sempre più insensato. Io vengo attaccato da certa intelligenza ogni volta che ribadisco quello che per me è ovvio, ma è ovvio con la cartina geografica alla mano, che l'Ucraina non può vincere la guerra sul campo, così come peraltro la Russia non può conquistare l'Ucraina sul campo. Sono dati oggettivi. Ricorderai, Giovanni, qualche giorno fa lo scandalo delle menti belle e illuminate, perché io ho ricordato che in passato, ma basta essere interpreti di aver letto i libri di storia, che ci hanno provato prima Napoleone e poi Hitler ad arrivare a Mosca inverno e non ci sono riusciti, avevano mezzi decisamente superiori.
rispetto a quelli che ha Zelensky. Quindi, partendo dal presupposto che la guerra nessuno la vincerà sul campo, prima si trova un punto di accordo e di caduta e di blocco delle armi, meglio è per tutti. Poi la soluzione territoriale è la Crimea, è il Donbass, e Donetsk e la parte di territorio la dovranno trovare Zelensky e Putin, non Kaja Kallas, Macron, Starmer, Merz o Salvini. La troveranno Zelensky e Putin con l'accompagnamento dell'amministrazione americana. Quindi spero che domani ci sia un altro passo in avanti, e poi chiaro che la partita finale dovrà essere a 3: Trump, Zelensky, Putin. Spero che non ci siano guastatori occidentali a cui conviene di più la prosecuzione della guerra, e quindi la costruzione, la fabbricazione e la vendita di armi, magari per riconvertire i settori industriali che grazie a Bruxelles sono stati messi in ginocchio. E quindi contiamo che questa fine di 2025 e questo inizio 2026 riavvicinino le parti in causa, anche perché ci sono migliaia di morti ogni giorno, ripeto, per una guerra che ormai è chiaro a entrambi i fronti che nessuno vincerà o stravincerà sul campo. È chiaro che l'Ucraina difficilmente riconquisterà le porzioni di territorio perse. Ci sono richieste di tutela, di messa in sicurezza assolutamente sacrosante. La richiesta della Lega nel decreto ucraino è di prendere in considerazione che rispetto agli ultimi 3 anni, agli ultimi 3 decreti, è cambiato qualcosa. C'è un tavolo di trattativa aperto, e quindi più che di mandare armi per attaccare, per offendere, per distruggere, puntiamo sulla strategia difensiva, sulla logistica, su come proteggere i civili, su come riscaldarli, su come curarli. Non penso che sia uno scandalo, e non bisogna essere al servizio di Putin o dell'Armata Rossa per chiedere prudenza in un momento in cui le parti quantomeno stanno parlando. E ricordo come postilla anche le inchieste che stanno proseguendo sulla corruzione in Ucraina, anche di uomini vicinissimi a Zelensky, e a quanto si apprende da fonti ucraine, non da fonti russe, ci sarebbero alcune centinaia di milioni di euro che noi, che gli italiani, che gli europei, gli americani avrebbero inviato per proteggere la popolazione, che invece sarebbero finiti in conti correnti privati all'estero di qualche corrotto. Quindi diciamo che è una somma di situazioni che ha portato la Lega, ma l'intero governo, e di questo sono assolutamente contento, ad avere un atteggiamento diverso rispetto a quello degli anni passati, e a puntare, a concentrarsi sulla difesa dei civili dagli attacchi dai droni e sul ristoro della popolazione, piuttosto che sulla semplice offesa e sull'attacco. Anche perché se c'è qualcuno all'ascolto che è convinto che Zelensky possa vincere la guerra, presentatemelo, perché sono curioso di conoscerlo. Sì, diciamo che ci sono dei dati fattuali, al di là poi, no, delle opinioni di ciascuno. Andando verso la chiusura, volevo riprendere questa immagine che hai pubblicato nei giorni scorsi sui social, di quella che in realtà è tecnicamente una non notizia, no? Cioè la solita coda infinita per attraversare lo stretto di Messina all'antivigilia di Natale, no? E allora diciamo che forse non è così fuori dal mondo pensare che serva un'infrastruttura più moderna da quelle parti, no? Cosa volevi dire? Ma solo in Italia certa politica riesce a far polemica anche sulle ferrovie come la TAV, sulle ferrovie come l'alta velocità, sulle autostrade, sugli aeroporti, penso a chi non vuole l'allargamento di Malpensa, o sui ponti. I ponti, noi stiamo sistemando centinaia di ponti col mio ministero. Sono stato al ponte Manzoni a Lecco non tanto tempo fa, c'è il ponte di Paderno d'Adda, ci sono ponti in tutte le città italiane, che è il ponte Morandi a Genova, che dopo il disastro, il crollo, è stato ricostruito in tempi di record. I ponti uniscono, i ponti servono, non a Salvini che vive fra Roma
Milano e tante città italiane, serve soprattutto a milioni di cittadini che quotidianamente fra Sicilia e Calabria lavorano, studiano, si spostano, operano, viaggiano, commerciano. Sì, poi ovviamente durante le feste ci sono centinaia di post di gente imbufalita che in estate o in inverno sta 1 ora, 2 ore, 3 ore col motore acceso sotto il sole, sotto l'acqua, spendendo 50 euro a passaggio per percorrere quei 3 chilometri, che ingegneri fra i migliori al mondo hanno messo su carta, e ingegneri non solo italiani, perché del consorzio che costruirà il ponte sullo stretto, perché sono determinato ad aprire i cantieri di un'opera che serve all'Italia e sarà ammirata dal mondo, ci sono aziende e ingegneri italiani, giapponesi, cinesi, spagnoli, americani, francesi, il meglio dell'ingegneria mondiale. Però c'è qualcuno che ha il pregiudizio, evidentemente, se il ministro è Salvini, allora vuol dire che non serve o non va bene. Lasciamolo decidere ai siciliani. Io penso che dopo tante manifestazioni no ponte dei soliti noti che arrivavano magari anche dai centri sociali sgomberati di Torino o di altre città, penso a quanto leggevo che anche finalmente i produttori, la società civile, i commercianti, gli agricoltori, gli studenti, i professori universitari siciliani e calabresi a inizio 2026 si faranno vedere e sentire in maniera sorridente, determinata, garbata, pulita, senza sfasciare, senza offendere, però per un'infrastruttura che serve, perché servirà a perdere meno tempo, a inquinare di meno, a spendere meno soldi. E ricordo che questo sabato mattina, noi abbiamo cantieri aperti in Italia per 236 miliardi di euro. 236 miliardi di euro in tutta Italia. E quindi io penso che non dobbiamo fermarci, perché la Schlein, che lo fa una volta all'anno, dice: ma no, è bello, è così bello il traghetto, a cosa serve il ponte? Ecco, vallo a dire a quelli che oggi, nei prossimi giorni, ma tutto l'anno, spendono 42 euro per passaggio in macchina e a volte aspettano ore, inquinando e perdendo tempo e perdendo vita. Chiaro. Visto che... Poi, siccome c'è la Corte dei Conti che ha chiesto chiarimenti, ci sono lavori tecnici, i legali, gli ingegneri, gli architetti, i geologi, per rispondere a una per una tutte le perplessità. Contavo che gli operai potessero cominciare a lavorare, a portare a casa il loro stipendio, perché stiamo parlando di decine di migliaia di posti di lavoro, 120.000 unità di lavoro stimate negli anni della costruzione del ponte. Contavo che fosse il 2025 l'anno dell'apertura dei cantieri. Farò tutto quello che è in mia facoltà perché sia il 2026. Dopo 160 anni dalla prima discussione del progetto, l'anno dell'avvio dei lavori, come di tante altre opere pubbliche conosciute, meno discusse, ma altrettanto importanti, che stiamo avviando in tutta Italia. Sì, chiaro, non è una questione che nasce ieri, diciamo. Visto che abbiamo iniziato con delle riflessioni anche sullo spirito del Natale, a volte anche calpestato, volevo chiederti in chiusura, perché mi ha colpito, diciamo, ormai siamo abituati alla caricatura woke del presepe, no? Abbiamo visto il presepe con i migranti, il presepe inclusivo, il presepe calato in qualunque, diciamo, pattuglia politicamente corretta. Quest'anno siamo arrivati a Gesù bambina, per non insinuare, come dire, che quel bambino sia il fondatore magari del patriarcato. Ecco, non si sta un po' perdendo il controllo? Cioè si parla, come dire, no? Soprattutto il rispetto, poi ognuno può credere, non credere. Io ribadisco che i regali li portano Babbo Natale e Gesù Bambino, e che il 25 dicembre nasce il nostro Salvatore. Però non impongo a nessuno di credere quello che non ritiene di credere, però mi piace il rispetto, e siccome il presepe è carne della nostra cultura, prima ancora che della nostra religione, della nostra tradizione, del nostro modo di crescere, è la prima cosa che i bambini con gli occhi luccicanti fanno quando si avvicina il Natale, prima ancora dell'albero, e le statuine,
e l'artigianato e la bellezza e le parrocchie e le chiese e tante scuole, tanti asili, ecco, che almeno si porti rispetto al cuore di questi bambini e non si stravolga quantomeno il presepe. Poi ognuno può aver modo di fare le sue battaglie politiche, sindacali, filosofiche, come vuole, senza però mancare di rispetto, senza entrare a gamba tesa con violenza su quello che fa parte della nostra carne, del nostro cuore, del nostro spirito, del nostro essere. Quindi polemizzate su tutto, ma lasciate perdere i simboli, il presepe, il crocifisso, Gesù bambino, la magica notte di Natale. Ecco, ripenso ai bambini nel bosco, ecco, lasciate perdere i bambini, lasciate che i bambini sorridano, aspettino, gioiscano, si commuovano. Basta, c'è un limite. Sì, diciamo che anche perché vige, no, il sacro dovere, giustamente, di rispettare i simboli altrui, però diventa un po', come dire, monco se non c'è anche il rispetto dei propri simboli. Ecco, insomma, mi sento di fare questa chiusura. Ti ringrazio molto di essere stato con noi, Ministro. Sono io che ringrazio te e mi ripropongo di esserci più spesso nella corsa quotidiana. Io adesso sono a Roma, vado in ufficio, oggi siamo in Senato, quindi ci sono tante incombenze. Ieri ho preso il mio bel Frecciarossa da Milano a Roma, che è andata bene, nonostante ovviamente una marea di gente. Ringrazio ecco, fatemi ringraziare i ferrovieri, 90, quasi 100.000 lavoratrici e lavoratori di Ferrovie dello Stato, Trenitalia, RFI, ANAS, Italfer. Ecco, quest'anno rispetto all'anno scorso c'è stato un aumento di puntualità del 3%, nonostante la marea di cantieri aperti, nonostante il PNRR, nonostante il record storico di passeggeri trasportati e di treni circolanti. Il sistema ferroviario italiano è il più avanzato d'Europa, è stato premiato come il più efficiente d'Europa, ma lo sarà grazie anche ai tanti cantieri che gli operai anche in questi giorni di festa stanno portando avanti, che inevitabilmente portano a qualche problema, a qualche ritardo, ma senza i cantieri di oggi non ci sarebbe una rete ancora più moderna, più sicura e più capiente domani. Quindi ringrazio veramente di cuore operai, tecnici, ingegneri, lavoratori, macchinisti, capitreno, controllori, FS Security, tutto il comparto che in questi giorni di festa lavora anche di più rispetto ad altri giorni, e li ringrazio per la pazienza, per il garbo, per il sorriso, per l'educazione, che anche in momenti difficili, anche quando c'è un guasto, un problema, riescono sempre ad avere. Perfetto, ci associamo a questo saluto e allora ti prendiamo in parola e ti riaspettiamo presto su Radio Libertà. A inizio anno. Chiudiamo con oggi un bel 2025 e diamole per un ancora migliore 2026. Sto seguendo personalmente il piano casa, ad esempio, visto che per molti, soprattutto i giovani, il tema della casa, dell'acquisto di una casa, l'affitto di una casa è un tema centrale. Ecco, stiamo mettendo insieme soldi, progetti, energie, modelli gestionali, modelli legislativi per cercare di rendere meno arduo arrivare al diritto alla casa per tanti. E per la prima volta nella storia, in questa legge di bilancio, ho chiesto io personalmente di inserire un contributo per il diritto alla casa dei genitori separati, perché dopo separazione e divorzio troppe mamme e spesso troppi papà, questi sono i dati, finiscono in macchina, finiscono in casa, tornano dai genitori, finiscono alla Caritas. Ecco, il tema della casa è qualcosa che sto seguendo con assoluta e quotidiana attenzione, e torno alla casa nel bosco sperando che almeno su questo nessuno intervenga in maniera critica e pregiudizievole. Assolutamente, seguiremo anche questo tema importantissimo della casa qui su Radio Libertà. Ti auguro un buon anno, Ministro. A presto. Grazie. Buon sabato a tutti voi, soprattutto a chi è solo e a chi lavora anche in questi giorni. A prestissimo.